ho visto un primo tempo bello, forse più bello da quando sono qui a Castelbuono. Siamo riusciti ad andare in vantaggio 2 reti alla scadere del primo tempo. Tornati dentro, anche se loro hanno alzato, diciamo, il loro baricentro, giustamente perché volevano provare a pareggiare questa partita, abbiamo comunque avuto delle palle gol prima del loro gol, che non abbiamo concretizzato colpevolmente, e poi l'abbiamo avuta anche sul 2-1, non ce l'abbiamo fatta, e loro col merito di averci creduto sono riusciti a pareggiare una partita. È nata questa opportunità di mercato e l'abbiamo colta. Lui si è messo subito a disposizione, in pochi giorni di allenamento già si è calato con grande professionalità, si è messo a disposizione, oggi è riuscito a trovare pure il gol, sono felice per lui. Mi dispiace che non siamo riusciti a giocare tutti insieme per la vittoria, però dobbiamo lavorare per rifarci. A prescindere da quello che si può dire, che meritiamo o meno questa posizione di classifica, il calcio non perdona, quindi oggi siamo penultimi, oggi abbiamo preso 2 gol in rimonta, qualsiasi sia la motivazione dobbiamo soltanto tenere bassa la testa e lavorare e impegnarci di più. Soltanto col lavoro uno può cercare di uscire dai momenti di difficoltà. Sono contento dell'approccio alla gara di Andrea, era la prima gara con noi, era credo la prima gara in Sicilia. Ha approcciato bene la gara, un momento di difficoltà, purtroppo entrando lui è entrato e ha preso 2 gol, però non c'entra niente con un buon ingresso, appunto.